Ci sono due grandi emergenze, onorevole, lei ha detto, quella etica e quella demografica. Sì, sono in realtà interdipendenti. L'emergenza demografica è legata a quella etica perché venendo meno il primato della vita, prevalendo una concezione edonistica della vita, si finisce per non essere interessati a promuovere la vita, a garantire la continuità della vita. I nostri giovani non mettono su una propria famiglia, in parte perché sono disoccupati, ma in parte perché prevale una cultura che indica loro che sono felici non per ciò che sono, ma per ciò che hanno e per come appaiono. Ecco perché investire in un percorso formativo che riaffermi la centralità di valori non negoziabili e che evidenzi la necessità di perseguire il bene comune è fondamentale anche per garantire quell'equilibrio e quella crescita demografica senza la quale la nostra società e la nostra civiltà finiranno per scomparire. Posso fare una piccola provocazione? Io sono arrivato purtroppo per lavoro quasi al termine del suo intervento, però l'ho sentito parlare di valori, di centralità della persona, della famiglia. A questo punto mi sono chiesto, ma come mai allora con Berlusconi? Io sto con il popolo del centrodestra, sto con quella maggioranza di italiani che ha individuato in questi ultimi 15 anni nel PDL e in Silvio Berlusconi il loro referente. Ci sono indubbiamente dei problemi, ritengo che sia la magistratura a dover fare chiarezza. Sono preoccupato sia per quello che è un orientamento che tende a rassomigliare sempre di più ad uno stato di polizia, così come mi preoccupa il fatto che ci si alza la mattina, si va all'edicola, si compra il giornale e si vedono pubblicate le intercettazioni di telefonate personali. Io auspico che prevalga uno Stato di diritto che sia garante di tutti, senza alcuna eccezione, ma al tempo stesso il mio impegno vuole essere a salvaguardia delle legittime istanze di quella maggioranza di italiani, moderata, per bene, che ha la necessità di fare riferimento ad una cultura e ad una prospettiva dove ci sono al centro dei valori e delle regole. Domenica avete il congresso, dico bene, ecco, che momento rappresenta nel percorso del vostro movimento? Il movimento politico Io Amo l'Italia terrà domenica prossima, 27 febbraio, a Milano, presso l'Auditorium Don Bosco, il secondo congresso nazionale, e vogliamo che rappresenti il trampolino di lancio per la nostra partecipazione alle prossime elezioni amministrative, per avere una maggiore visibilità, per poter essere maggiormente presenti in seno agli italiani, un maggiore radicamento territoriale, e cominceremo proprio da Milano questa partecipazione politica, dove abbiamo già definito con il sindaco Letizia Moratti una alleanza elettorale. Daremo vita alla lista Io Amo Milano, che sosterrà la Moratti per la sua rielezione ad un secondo mandato. Lo stesso abbiamo già fatto a Varese, a Busto Arsizio, ed è quello che stiamo facendo anche qui ad Adria e a Rovigo. Un'ultima cosa, se posso. Quello che sta succedendo in Libia, che è successo in Egitto, che è successo negli altri paesi, che lettura dà lei di tutto questo? È una rivolta popolare. In Libia con delle modalità particolarmente agghiaccianti, direi terrificanti, sia per l'esplosione di una rivolta particolarmente violenta, sia per quella che è una atroce repressione che corrisponde di fatto ad un crimine contro l'umanità. L'uso di aerei per bombardare i manifestanti
centinaia, forse migliaia di morti, è un qualcosa di assolutamente inaccettabile, che noi dobbiamo condannare. E in questo noi dobbiamo anche sentirci in qualche modo corresponsabili, perché sono dei dittatori che noi abbiamo foraggiato, che noi abbiamo sostenuto, immaginando che fosse consentito loro di fare di tutto e di più pur di avere garantito il petrolio, il gas, l'accesso ai loro mercati, la disponibilità dei loro soldi nelle nostre banche. Oggi noi scopriamo che per garantire i nostri legittimi interessi è necessario che siano affiancati dal rispetto dei diritti fondamentali della persona, che si calino in un contesto di democrazia sostanziale. La sconfitta di Gheddafi è in qualche modo anche una nostra sconfitta.